Partiamo al momento dal dato certo. Oltre 120 mm di pioggia caduti nelle ultime ore nell'area orientale della provincia di Udine, che ha ingrossato i corsi d'acqua principali. Il Natisone, alimentato lungo il suo percorso verso valle dai vari affluenti, con una portata registrata poco dopo le 16:30 a Cividale, all'altezza del Ponte del Diavolo, 3,76 m, in costante crescita, con una portata di 570 m3 al secondo. Non si segnalano criticità o interventi. Chiusi i guardi stradali sul torrente Malina a Remanzacco e quello che da Cerneglons porta a Orsaria, in comune di Premariacco, interdetti alla circolazione con le transenne posizionate già dalla prima mattinata. Torrente Ellero a rischio esondazione nelle campagne, lontano dai centri abitati tra Moimacco e Orzano. Il torrente Torre è nella norma, ma la sua particolare conformazione non deve trarre in inganno, con la piena sempre dietro l'angolo. Non si segnalano al momento interventi per allagamenti di strade, scantinati e altro da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Nel resto della provincia di Udine e Pordenone piove con moderazione nella norma. A Lignano in attesa tutti pronti in caso di mareggiata e acqua alta. L'allerta meteo resta in vigore fino alle ore 12 di giovedì 3 ottobre.